buonasera a tutti. Intanto sì, diciamo che è stata una partita bellissima, entrambe le formazioni. 1-0 che è stato tirato fino alla fine e complimenti al portiere loro che agli ultimi 25 secondi ha parato anche in calcio di rigore. Comunque, devo dire la verità, è stata veramente una grandissima partita, giocata ad alti livelli da tutte e due le squadre. Sì, diciamo l'obiettivo nostro rimane sempre la salvezza e di levarci qualche soddisfazione. Il rammarico c'è perché alla fine, levando l'infortunio mio, anche altri 2 o 3 giocatori, Cecio, infortunati, e siamo la metà della squadra è under 21. Ci sono Peppe e Alessio che ci stanno dando il proprio tutto perché sono rimasti solo loro due in compagnia dell'under 21. Ci giochiamo il campionato a viso aperto contro tutti, ce la giochiamo e vediamo poi alla fine l'obiettivo vero quale sarà. Match winner penso tutta la squadra perché abbiamo difeso tutti quanti davvero bene in tutta la partita, poi le parate, il portiere diciamo che è chiamato a fare quello, il suo ruolo, il suo compito, però ci sono state anche altre occasioni in cui abbiamo difeso tutti quanti bene, per cui anche Bascià ha fatto il gol, per cui per me la partita l'abbiamo decisa tutti quanti insieme. E rigore neutralizzato dedico a mio padre che lo faccio sempre impazzire, mi segue in tutte le partite, anche mia madre, e penso che se lo meritano dopo tanti anni che mi seguono e un po' di soddisfazione è per loro penso.